Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Si è suicidato con un'arma da fuoco vicino a una caserma dei Carabinieri l'uomo sospettato di aver ucciso 2 donne a riposto nel Catanese. Secondo quanto si è appreso aveva una relazione extraconiugale con la prima vittima, la donna di 48 anni, assassinata in un'auto sul lungomare Pantano. La vittima è stata trovata morta dentro la sua auto. In zona diversa del paese, della Riviera Ionica, era stata ritrovata ferita gravemente per terra, colpita sempre da un'arma da fuoco. L'altra donna poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118. Gli investigatori stanno cercando di capire e individuare che tipo di relazione ci fosse con l'assassino. Doppio dramma nel Palermitano per un incendio divampato in un appartamento di Via Maltese che ha causato il decesso di una donna disabile. Le cause del rogo sarebbero riconducibili a un guasto della stufa elettrica. Esplosione di una bombola invece in una palazzina di Via Umberto Maddalena. L'edificio sarebbe crollato parzialmente, coinvolgendo anche un immobile adiacente. Ferita una persona, una decina gli evacuati. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere della Vucceria a Palermo. Il blitz è stato realizzato alla sezione investigativa del Comando Centro con l'ausilio delle unità cinofile dopo un'attenta attività di osservazione dei luoghi e dopo aver individuato l'appartamento in cui si riteneva potesse trovarsi la droga. Prima di bussare alla porta dell'appartamento, alcuni equipaggi hanno circondato l'edificio per evitare una possibile fuga del sospettato. L'uomo ha lanciato una borsetta dal balcone recuperata dagli agenti. Dentro c'erano 412 grammi di cocaina e 2 bilancini di precisione. Sono ripresi i collegamenti con le isole Eolie dopo un isolamento durato ben 4 giorni per il forte maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia. Stamattina da Milazzo è salpato l'aliscafo di Liberty Lines con destinazione Stromboli, Ginostra, Panarea, Salina e Lipari. In quest'ultima isola, per i danni al pontile, gli aliscafi attraccheranno nello scalo alternativo di Punta Scaliddi da condividere con le navi di linea. Sopralluoghi saranno effettuati anche nelle strutture portuali delle altre 4 isole del comune che hanno riportato danni notevoli, quelli rilevati nel lungomare della frazione Canneto. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.